Le parti del discorso. Le parole hanno caratteri diversi e secondo questi caratteri sono state raggruppate in categorie o parti del discorso. Si distinguono in 5 categorie: articoli, sostantivi, aggettivi, pronomi e verbi. Le parole appartenenti a queste categorie presentano varie forme e perciò queste parti del discorso si chiamano variabili, nel numero, singolare, plurale, nel genere, maschile o femminile. Le altre parti del discorso sono avverbi, preposizioni, congiunzioni, che sono invece invariabili. Avverbi, ier, in che, poc, tant, eccetera. Preposizioni, di, a, da, in, eccetera. Congiunzioni, e, anca, ma, però, anzi, eccetera. Formano un gruppo a sé le interiezioni, che sono anch'esse invariabili. Queste interiezioni possono essere semplici, a, o, ei, oppure essere delle locuzioni, la minè, ciao Pep, sac furmet, oppure onomatopeiche, patatrac, patapunfete, cip, citto,